Da provvisorio a definitivo, ormai da 7 anni. Parliamo del parcheggio di piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento, dei pullman della SAIS che collegano la città dei Templi con l'aeroporto di Catania. Dicevamo di un provvedimento provvisorio, visto che la nuova stazione di Piazzale Rosselli non può ospitare mezzi grandi. L'alternativa doveva però servire a tamponare l'emergenza e consentire che il servizio per l'aeroporto non venisse interrotto. Ma come sempre il provvisorio diventa definitivo, come il parcheggio del quale ci occupiamo, appunto, per stigmatizzare il mancato intervento del comune di Agrigento al fine di ripristinare la normale circolazione nella zona, ma soprattutto per dare un minimo di dignità all'improvvisato luogo di sosta, perché dopo 7 anni senza un minimo intervento è diventato un problema intollerabile per la gente che utilizza il pullman della SAIS, persone costrette ad attendere il mezzo per l'aeroporto sotto il sole o sotto la pioggia, perché non è stata prevista tra l'altro neppure una pensilina, lasciando praticamente tutto al caso. Inutili sono state finora le lamentele di chi ha dovuto aspettare l'arrivo dell'autobus come l'estate scorsa con 40 gradi, oppure da coloro che, sorpresi dalla pioggia, non trovano alcun riparo. E dire che ci troviamo in centro città, nella città capitale della cultura.